Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio, un confronto riservato ai 2 anni. Sono in 8 al via: Bari Ama, Blade Runner Font, Bon Jovi Jet, Bluff dei Greppi, Bracewise, seconda linea, Bondo Jet, Best of Dream Trio e Bullo Jack. Macchina che stacca con Bari Ama, veloce, attaccata da Bracewise, i due seguiti da Bluff dei Greppi. Bluff si sistema subito in scia, mentre anche Bracewise va in schiena a Bari Ama, che corre quindi al comando, mentre all'esterno vediamo Bullo Jack. Progredisce gradualmente Bullo Jack, nella sua schiena è presa subito da Best of Dream Trio, mentre sbaglia Bon Jovi Jet, 200 in 15,4. L'avanzata di Numero Bullo 3, Jack Bon che Jovi si Jet, squalificato. presenta su Bari Ama dopo 400 metri coperti in 31,4 e seguito da Best of Dream Trio lungo la corda Breezewise, poi Bluff dei Greppi, ancora Blade Runner Font che precede Bondo Jet in coda. 600 che se ne vanno in 47 con l'allievo di Roberto Vecchione che conduce. Passaggio davanti alle tribune, raggiunta da Bullo Jack, lungo la corda va invece quella che è la Numero favorita 7, Breezewise, Bondo 800 Jet, iniziali in 1-1-9, squalificato. all'esterno c'è anche Best of Dream Trio, mentre più indietro ha sbagliato Bondo Jet. Cavalli a metà della penultima curva con Bullo Jack che si impegna all'esterno di Bari Ama, se ne va il chilometro in 1:17,1, a contatto cerca di rimanere Bracewise, poi Best of Dream Trio che si è sistemato in corda in terza posizione e ora attacca con decisione. Bullo Jack insiste su Bari Ama a 400 dalla conclusione. Bracewise segue i primi due, poi Best of Dream Trio. Ultima curva affrontata con i due di testa appaiati, tallonati da Bracewise. Best of Dream Trio che torna a spostare. Completamento della curva finale dopo un parziale in 15. Un altro parziale in 15,4, Bari Ama si presenta in vantaggio, Bracewise in open stretch, Bullo Jack che torna aggressivo all'esterno, finale con Bullo Jack che attacca e passa, vince Bullo Jack, mentre il secondo posto è ancora per Bari Ama davanti a Bracewise, poi Best of Dream Trio, 1:16,1 dopo un doppio 32 per gli ultimi due quarti di gara. 1:16,1 e prestazione davvero notevole per questo Bullo Jack. Gennaro Amitrano per conto andiamo a rivedere intanto il finale con il bellissimo primo piano di Bullo Jack che così ripete un po' quella che era stata la sua corsa di debutto, poi aveva deluso nelle due successive uscite. Questo allievo di Klaus Solman, figlio di Ghiaccio del Nord e Olivia Jack. La quota di 7,99 al totalizzatore, ritorna così al successo dopo la vittoria ottenuta all'esordio. Bel percorso d'assalto per piegare Bari Ama, che sul traguardo è ancora netta seconda davanti a Bracewise.